Sofia Guadagnini in corsia 1 per i nuotatori trentini, in corsia 2 Diana Naglic, Fusinar Ravne Koroskem, in corsia 3 Stefania Ansaldi, Azzurra Nuoto Prato, in 4 Giorgia Kadoglu per il Galata 2009, in corsia 5 Aurora Vangi SC, in corsia 6 Marta Burroni SC Nuoto. Primo passaggio intanto in corsia numero 4, Giorgia Kadoglu al comando, Ansaldi qualche centesimo meno, 31,17 contro il 31,36, e poi la Guadagnini in terza posizione, 31,56. Primato della manifestazione è stato stabilito nell'edizione 2011 da Tjasa Pintar, la slovena aveva nuotato 2,21,88. Primato regionale 2,20,90 di Giulia De Bona, stabilito a Portogruaro nel 2007. Stefania Ansaldi ancora al comando a metà gara, 1,08,54, Sofia Guadagnini 1,08,91, Giorgia Kadoglu 1,10,61. Primato italiano, la miglior prestazione italiana ragazze in vasca corta in questa prova di Giulia Gabrielleschi, 2,16,90, votato a Riccione ai campionati giovanili del 2010. Sono praticamente sulla stessa linea Sofia Guadagnini in corsia 1, un pochino più avanti di lei la Kadoglu e l'Ansaldi in quarta e terza corsia. Kadoglu che passa al comando 1,50,65, Ansaldi 1,51,60 e la 1,51,50 la Guadagnini 1,52,13. Frazione a rana che come sempre fa la differenza in questa specialità, quella dei 200 misti. Giorgia Kadoglu sta cercando di gestire, di amministrare il vantaggio accumulato nella terza frazione, per lei lo sprint finale e va alla vittoria Giorgia Kadoglu 2,24,37 davanti a Sofia Guadagnini che chiude in 2,26,06 e poi Stefania Ansaldi 2,26,70.